Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Va ora in onda Pop Economia Rumore. Alessandra, te la linea. Eccoci di ritorno martedì 6 maggio, ben ritrovate cari amiche e amici di Radio Libertà, ascoltatrici e ascoltatori di Pop Economia Rumore. E abbiamo cominciato oggi con un breve pezzo della prima documentazione storica della musica eseguita durante un conclave e contiene l'Habemus Papa, l'annuncio della nomina e come avrete ascoltato la voce in questo caso di Papa Francesco. A spiegarlo è in un'intervista di qualche tempo fa Monsignor Massimo Palombella. E già perché non è ancora cominciato, ma fa già molto rumore. È il conclave che comincerà domani alle 16:30 e vedremo un po' chi sarà a questo punto il successore di Francesco. Alle 19 è prevista una prima votazione, state con noi perché alle 16:30 ne parliamo con il vaticanista del tempo Nico Spuntoni. Retroscena, rumors, chi sarà, che cosa sta succedendo tra le varie fazioni. State con noi per la notizia delle notizie per noi qui in Italia e anche nel mondo. Ma a campeggiare in assoluto oggi la notizia del giorno è un'altra e ci porta dritti in Germania, dove Friedrich Merz non ottiene la maggioranza, avrete ascoltato, per diventare cancelliere. Un colpo di scena assoluto perché è la prima volta dal 1949 che un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio. 18 i franchi tiratori e chi sono e dove si annidano soprattutto. Ma prima di tutto voglio ricordarvi di sintonizzarvi, avete ascoltato prima della nostra trasmissione le voci degli amici conduttori, vi sintonizzatevi, trovate la frequenza su radiolibertà.net. Oggi siamo in voce, ma potete trovarci su tutti i social e dove volete, anche in TV sul 252 del digitale terrestre, perché cominciamo aprendo ovviamente la finestra chiave della nostra trasmissione, quella della pop economia, la vita vera, l'economia reale, e soprattutto cerchiamo di capire dove si annida il nostro debito pubblico. E quando dico debito pubblico, naturalmente penso, e pensiamo tutti, al nostro professor Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino, per lungo tempo punto di riferimento per l'economia di questa trasmissione. Sono davvero molto contenta di ritrovarlo oggi in voce. Professore, c'è? Sì, buonasera Alessandra, grazie dell'invito e cordiale saluto ai nostri radioascoltatori. Come sta, caro professore? Perché vedo qui il debito, Molto parlavo bene. di franchi tiratori e vedo qualche franco tiratore anche per il nostro debito pubblico, che stavolta si attesta sopra i 3.000 miliardi e tornano anche gli investitori stranieri che fanno un buon affare. Lei che tutto ci ha spiegato nel tempo di debito e che tutto sa, di numeri e cifre ci vuole far capire cosa sta succedendo stavolta? Beh, innanzitutto iniziamo dal numero, dal valore del nostro debito pubblico che, come avevamo annunciato ormai da tempo, ha sfondato stabilmente la soglia dei 3.000 miliardi e in questo momento in cui parliamo è pari a 3.032 miliardi 65 milioni e rotti.
Quindi Una cifra la molto molto pesante, professore, che si fa sempre più pesante. E quindi come la mettiamo? Una cifra che fa sempre più pesante, è un fardello che ovviamente affossa l'economia del paese, perché ovviamente su questo debito pubblico si pagano interessi passivi che sottraggono risorse agli altri scopi che sarebbero ben più produttivi sia per il paese sia per i cittadini. E ricordiamo che la spesa per interessi sul debito pubblico è pari in Italia all'intera spesa per tutta l'istruzione, dalle scuole materne all'università. Solo che alla fine di un anno abbiamo, per i soldi spesi nell'istruzione, abbiamo una classe di giovani studenti che fa un passo in avanti e si avvicina quindi al mondo degli adulti, e invece quando abbiamo pagato la stessa cifra di interessi sul debito pubblico, il 1° gennaio dell'anno successivo ripartiamo da capo. Ecco, e perché allora si dice così, che il nostro debito a questo punto, con questa cifra super esponenziale, come lei ci sta spiegando, è un affare per gli investitori esteri e famiglie? Perché? Per essere molto chiari e diretti, come fa lei, professore, la tocchi piano, la palla come sempre, ci dica. Se il debitore fosse soltanto lo Stato italiano, sarebbe tutt'altro che un affare, sarebbe un pessimo affare, e molto difficilmente potremmo trovare investitori disponibili a prestarci i soldi, oppure ce li potrebbero prestare a tassi estremamente elevati, perché più è alto il rischio, più è alto il tasso di interesse che richiede l'investitore. Il punto fondamentale però qual è? Che il debito pubblico italiano implicitamente è garantito dalla ricchezza privata degli italiani. Cioè non c'è una garanzia formale, nel senso che non è che ogni italiano ha sottoscritto una fideiussione a favore dello Stato per la sua quota di debito pubblico, no. Ma di fatto il debito pubblico dello Stato, che abbiamo detto è 3.032 miliardi e 66 milioni, erano 64, sono già diventate 66 da quando stiamo parlando, è di fatto garantito dalla ricchezza privata degli italiani, che ammonta a oltre 11.000 miliardi, di cui circa 5.500, 6.000 è ricchezza sotto forma di strumenti finanziari, quindi o soldi sul conto corrente o titoli. Per cui, perché è un buon affare per gli investitori? Perché il debito pubblico italiano paga un tasso di interesse elevato, perché è un titolo a rischio, però questo rischio è di fatto azzerato dal fatto che implicitamente questo debito è garantito dai risparmi degli italiani. Questo gli italiani non lo sanno, ma di fatto è quello che succede ogni giorno sul mercato finanziario, perché gli investitori dicono: se lo Stato come debitore dovesse avere qualche problema, è evidente che prima di toccare i creditori va a toccare i soldi dei cittadini italiani che sono lì, che aspettano sul conto. Quindi un debito che pesa sempre di più sulle nostre teste, ed ecco perché il significato del contatore. Non è così, professore? Tanto per ricordarlo. Sì. No, voglio dire che c'è anche un effetto ancora più perverso, e cioè che benché gli italiani, i cittadini italiani siano di fatto i garanti di questo debito, quindi si assumono loro il rischio di un eventuale default dello Stato, cioè di un'eventuale crisi finanziaria dello Stato, per converso non sono loro che investono nel titolo pubblico italiano, o investono molto poco, e sono gli stranieri che invece investono in titoli del debito pubblico italiano, incassano gli interessi pagati dai contribuenti italiani, perché ricordiamoci che tutto ciò che paga lo Stato non sono altro che soldi versati dai contribuenti italiani. Non c'è un meccanismo per cui lo Stato produce delle ricchezze, semplicemente le prende dai contribuenti, e nel contempo gli italiani che pagano gli interessi passivi e garantiscono il debito
incassano molto poco di questi interessi attivi. Quindi siamo veramente in una situazione kafkiana. Situazione kafkiana. Vediamo un po' cosa accade in Eurozona, perché leggevo qui che ad aprile l'inflazione, la benedetta e dannata inflazione, è stabile al 2,2% e la BCE ha detto siamo verso il ritorno ad un obiettivo di riferimento. Come dobbiamo tradurre questi dati, professore? Che dopo la cura lacrime e sangue di questi anni, finalmente l'inflazione è ritornata entro i parametri che la BCE considera positivi per la stabilità della moneta, cioè intorno al 2% nel medio periodo, quindi siamo molto vicini. Ricordiamo che abbiamo avuto dei picchi di oltre il 10% non più di 24 mesi fa, quindi siamo rientrati molto rapidamente da questa fiammata inflazionistica, per cui c'è da ritenere che al netto delle follie di Trump si potrebbe immaginare un'ulteriore riduzione del costo del denaro con benefici per tutta l'economia. Ovviamente questo ha un contraltare molto complesso da interpretare con quello che deciderà di fare la Federal Reserve americana, perché mentre in Europa l'inflazione si va appiattendo sui valori desiderati, in America nel primo trimestre ha avuto una fiammata ed è ritornata al 2,4%. Quindi, per farlo molto semplice, se c'è l'inflazione, la Fed non riduce i tassi. Se non riduce i tassi la Fed, è molto difficile che possa ridurre la BCE. Quindi, ecco, veniamo ad un'altra fiammata, professore. Giorni fa si parlava dei dati dell'occupazione, ottimi dati, no? Ma lei ha scritto proprio un pezzo dettagliato su Italia Oggi parlando nello specifico, e i dati Eurostat dicono che in Italia il 9% dei lavoratori anche full time è povero, cioè? Allora, il dato sull'occupazione italiana ha questa caratteristica, che aumenta il numero degli occupati, ma ognuno di questi occupati lavora meno ore. Quindi il numero complessivo di ore lavorate nell'economia non aumenta. E invece il PIL non aumenta, conseguentemente in queste condizioni come possono aumentare i salari? Si lavora di meno, si produce di meno, come possono aumentare i salari? E questo purtroppo è un dato che dura nel nostro mercato del lavoro almeno da 15 anni. Ed è questa la ragione per cui i nostri salari sono al palo da così tanto tempo? Ma diciamo che questa è la conseguenza. La ragione fondamentale è la scarsa produttività del nostro sistema economico nel suo complesso. Cioè, si può molto facilmente verificare che un'ora di lavoro nel 2007 produceva più PIL di quanto produce un'ora di lavoro nel 2024. E quindi in queste condizioni, se in un'ora io faccio meno prodotto, come posso immaginare di guadagnare di più? Tutto il sistema economico del nostro paese è scarsamente produttivo. Per essere precisi, se vogliamo dei dati precisi, la produttività del lavoro in Italia è cresciuta dal 2007 ad oggi dell'1%. In Europa è cresciuto del 9%, in Germania è cresciuto del 18%. Quindi se avessi una produttività in Italia cresciuta del 18% dal 2007 come in Germania, potrei aspirare ad avere dei salari quantomeno del 18% più alti rispetto a quelli attuali. La mia produttività del 2024 è uguale a quello del 2007, il mio salario necessariamente sarà quello del 2007, non possiamo inventarci niente di nuovo. Chiarissimo.
Chiarissimo, spiegazione chiarissima. Ecco, lei me l'ha chiamata la Germania, lo dicevo anche all'inizio puntata. Come vede economicamente la situazione della Germania, che oggi ci regala un colpo di scena, perché come ho appena detto in apertura di puntata, Friedrich Merz non riesce ad ottenere la maggioranza per diventare cancelliere, un colpo di scena assoluto e adesso vedremo come finirà. Economicamente, la Germania. Diciamo che la Germania sono 2 anni che è in recessione, quindi sono 2 anni che ha un PIL che invece di crescere ha un segno negativo. Questo per noi è una pessima notizia perché la Germania è il nostro primo mercato di esportazione. Quindi è chiaro che se noi esportiamo, se la Germania è in crisi e importa di meno, noi esportiamo di meno e questo va a pesare sulla nostra produzione industriale, che infatti ha un segno negativo pesantissimo negli ultimi 2 anni e quindi ha un impatto estremamente negativo. Come vedo la Germania? Avevo visto molto, molto positivamente e continua ad essere molto, positivamente orientato sull'ipotesi di investimenti per 1.000 miliardi che la Germania aveva stanziato, ha programmato proprio con il nuovo governo, di cui 500 miliardi in modernizzazione del sistema produttivo e 500 miliardi in armamenti. Quindi è una notizia che dovrebbe rimettere in moto l'economia della Germania. Dobbiamo soltanto sperare che effettivamente sia così, perché in Italia non ci può essere benessere se non c'è benessere in Germania. Chiaro, quindi professore. auguriamoci Allora, che sia effettivamente così, prego. perché mentre per molti anni la Germania ha sempre detto debito uguale peccato, no? Proprio perché in tedesco ha esattamente lo stesso significato. Ecco. Adesso dice va bene, non è più così, siamo disponibili anche a fare del debito perché sono cambiati gli equilibri mondiali, è cambiato completamente l'equilibrio del mondo occidentale politico, militare ed economico, pertanto non possiamo più continuare a fare le formiche come facevamo prima, abbiamo bisogno di anche noi ricorrere all'indebitamento per spingere il paese. È chiaro che, torniamo sempre al punto fondamentale del debito pubblico, dipende da che cosa ci faccio io con i soldi presi a debito. No? Facendo l'esempio di una famiglia, se io faccio un debito per comprare una casa o per far studiare mio figlio in un'università molto buona, faccio un investimento. Se invece i soldi presi a debito vado a giocarmi al casino o vado a fare una vacanza alle Maldive, è chiaro che poi quando torno dalle vacanze sono abbronzato, ma nell'economia della mia vita, della mia famiglia non è cambiato niente. Chiaro il suo punto di vista e il ragionamento economico che ci ha prospettato. E allora, professore, io per ora la saluto perché oggi il tempo è come sempre più tiranno. Aspettiamo anche il presidente del Codacons, purtroppo non possiamo interloquire in 3 oggi, ma lo faremo di nuovo presto e l'aspetto di nuovo senza indebitarci più di tanto qui a Pop Economia. Grazie professor Marcello Guartieri, economista dell'Università di Torino. Grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. A presto. E allora chiamiamo adesso, che è lì in attesa che aspetta, il presidente del Codacons, l'associazione dei consumatori, l'avvocato Gianluca Di Ascenzo, perché con lui voglio commentare alcuni dati Eurostat che ci interessano proprio dell'economia reale, della vita vera, quelli che trattiamo sempre qui al martedì. Prezzi del gas in aumento in UE e l'Italia è tra i paesi più coi costi più alti. Che cosa succede e come soprattutto possiamo e dobbiamo risparmiare? Sveva, dammi tu notizia di quando abbiamo in linea il presidente e qui passiamo Alessandra, in abbiamo il rassegna. presidente in linea. Perfetto, eccoci qua. Presidente Di Ascenzo, come stai? È un po' che non ci si sente, non ci si vede qui su queste frequenze. Ci dica di lei come ha passato questi giorni del 1° maggio e poi veniamo anche a chiedere quali sono stati i consumi, le mete preferite e come è andato il bilancio anche a livello economico di questo lungo ponte. Come sta, Presidente? Grazie, sto bene, mi siete mancati, insomma, però sai che vi seguo sempre, insomma, quindi è sempre questa è una buona notizia.
E allora, dicevamo così, abbiamo appena lasciato il professor Gualtieri, oggi siamo in linea telefonica, una puntata altamente radiofonica, dati Eurostat, quelli che ci premono perché concernono l'economia reale. Il prezzo del gas è in aumento nell'Unione Europea e l'Italia è tra i paesi con i costi più alti. Che cosa succede? Aumenta il gas e la luce? Che ci dice su questo? Come possiamo risparmiare a questo punto? Allora sì, sappiamo che purtroppo anche per la produzione di energia elettrica il gas serve per circa il 40% della produzione, quindi se ci avviciniamo alla bella stagione, insomma quantomeno speriamo, e questo dovrebbe portare a una diminuzione dei costi del gas. È vero però anche che per le abitudini che hanno i consumatori italiani questo comporta un aumento dei consumi di energia elettrica, per esempio per la refrigerazione, insomma, quindi Lei questo ci sta dicendo che aumenterà la luce con il bel tempo, così è quello che ci Ma dicono adesso anche. per ora stiamo registrando un calo del costo della luce, ma questo è momentaneo perché inevitabilmente aumenteranno i consumi nei prossimi mesi, quindi possiamo aspettarci. Io spero di essere smentito nella prossima trasmissione e mi ricorderete, avvocato, ci hai detto che sarebbe L'aspettiamo al aumentata, invece varco, è diminuita. l'aspettiamo al varco. Speriamo, Scherzi a speriamo parte, come di essere possiamo smentiti dai numeri. tutelarci? Sì, ma diciamo che l'invito che facciamo sempre noi è quello di essere consapevoli dei nostri consumi, insomma, quindi sappiamo che con la difficoltà economica non tutti hanno la possibilità di avere elettrodomestici ad alta efficienza energetica, non tutti hanno la possibilità di avere un isolamento termico degli immobili adeguato, però tutti quanti noi possiamo fare mente locale sui consumi, sulle nostre abitudini di consumo, sull'utilizzo degli elettrodomestici, ad esempio sull'utilizzo dei phon che consumano moltissima elettricità, piuttosto che sulle abitudini di consumo in base al tipo di contratto che abbiamo, se a fascia oraria. Quindi diciamo che avere più consapevolezza delle nostre modalità, delle nostre abitudini. Quanti di noi lasciano la luce accesa in una stanza, ad esempio, anche se poi non vi soggiornano? Cioè pensiamo a questi comportamenti quotidiani che poi alla fine dell'anno comunque diventano euro risparmiati se noi siamo attenti, e vuol dire anche essere più sostenibili perché rispettiamo di più l'ambiente. Ecco, come vanno i passaggi tra i vari mercati libero e tutelato? Cosa state registrando? L'abbiamo ripetuto molte volte qui al martedì in questa trasmissione. I cittadini siamo tutti più consapevoli di questo passaggio, sappiamo farne buon uso, sappiamo approcciare a queste diciamo così, tecnologie un po' ostiche per tutti, non soltanto per le categorie fragili, internet, cercare di risolvercela e cavarcela da soli? Ma diciamo che ancora non siamo così smart, passatemi il termine, perché se è vero che adesso sul mercato libero si registrano delle opportunità di risparmio, insomma, per quanto riguarda l'energia elettrica, ad esempio alcuni studi sostengono che è possibile risparmiare circa il 5% rispetto alle tariffe di febbraio, che equivale a meno di 40 euro l'anno, piuttosto che sul gas invece, proprio per quello che dicevamo prima, arriva la bella stagione, si consuma meno gas e questo può portare ad una discesa della tariffa di circa l'11% rispetto sempre alle precedenti quotazioni, e in soldoni vuol dire risparmiare circa 300 euro l'anno. Questi sono le opportunità che il mercato libero può offrire, però è anche vero che sul portale d'offerta, ad esempio, che è quello che noi utilizziamo come riferimento, quello realizzato dall'autorità dell'energia, dall'ARERA, molti consumatori ci segnalano che ci sono talmente tanti operatori, talmente tanti venditori e talmente tante offerte, alcune volte lo stesso operatore ha diverse offerte, per cui soprattutto i consumatori più fragili si sentono un po' smarriti nell'utilizzare questo comparatore che richiede pochi dati per elaborare poi dopo la tariffa, però ce ne sono talmente tante che poi dopo molti non sanno cosa scegliere e quindi preferiscono rimanere con il proprio operatore. Ecco, commentavamo anche poco fa con il professor Gualtieri i dati relativi all'occupazione. Una buona e una cattiva notizia. La buona è che l'occupazione sale, la cattiva è quella che dipinge Eurostat, cioè in Italia è povero il 9% dei lavoratori, anche quelli full time. In questo clima, diciamo così, di povertà, tra virgolette, siamo tutti un po' più poveri perché è la vita vera, la vita reale che è più cara, anzi direi carissima. Come si stanno comportando in questo
questo periodo di transizione, perché andiamo verso l'estate, c'è stato il lungo ponte del 1° maggio, i consumatori e come va il carrello della spesa e in soldoni praticamente qual è il consumo maggiore e qual è l'alimento più caro in questo periodo. Sì, se facciamo un bilancio di questi ponti, insomma, quindi dal 25 aprile al 1° maggio, possiamo avere, dico prima, il bicchiere mezzo pieno, cioè la buona notizia è quello che contrariamente al solito il prezzo della benzina, dei carburanti, insomma, non è aumentato, anzi sta confermando la discesa, quantomeno in questo periodo, mentre invece tutti gli altri mezzi di trasporto sono aumentati, e quindi è evidente che i consumatori di questo ne hanno fatto le spese, e questo ovviamente fa sì che mi ricollego a quello che si diceva prima, il fatto che sono circa 5 milioni gli italiani che, nonostante abbiano un contratto full time, si trovano in situazione di povertà, ad esempio rientrano in questa fotografia coloro che ad esempio non possono fare neanche una settimana di vacanza nel corso dell'anno, piuttosto che hanno difficoltà a affrontare una spesa improvvisa, piuttosto che non avere la casa adeguatamente riscaldata. Insomma, quindi diciamo che questa fotografia, insomma, ci dice che se qualcosa sta migliorando, insomma, però dobbiamo lavorare ancora molto di più, e questo lo vediamo, questi aumenti li ritroviamo anche nel carrello della spesa, insomma, perché lo sappiamo, molte materie prime sono aumentate nel corso del tempo, e quindi questo trend di crescita dei prezzi lo riscontriamo, ad esempio l'olio extravergine d'oliva, sappiamo per tanti motivi legati anche ai cambiamenti climatici, ad esempio è aumentato circa l'81%, ma anche se andiamo a vedere la dieta mediterranea, e quindi ad esempio la pasta secca è aumentata del 35%, la pasta di pomodoro il 41%, la verdura fresca, diciamo, è quella che tiene un po' di più vediamo anche a consumare. Ho parlato molte volte di chilometro zero. Filiera corta, esatto. Per azzerare anche un po' i costi. E allora, Presidente, il tempo volge al termine, la ringrazio, la saluto, e poiché le siamo mancati io la rinviterò molto presto, perché lei ci è sempre prezioso, e ci sentiamo e ci vediamo su queste frequenze a breve. Grazie a voi e a presto, un saluto a tutti. A presto, a presto. E allora andiamo in stacco pubblicitario e poi passiamo al secondo blocco con Clave Extra Omnes. A tra poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Bella musica. Va ora in onda Rumore. Sembravo di sentire un rumore, 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 rumore. Va ora in onda Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra.
Grazie cara Sveva, e allora siamo a poche ore dal conclave, comincerà esattamente domani, 7 maggio alle ore 16:30 si aprirà, gli ultimi ritocchi in Vaticano in queste ore e la prima fumata è attesa per domani alle 19. 133 i cardinali elettori che sono giunti a Roma nella Cappella Sistina riuniti e nel massimo segreto tutto questo, sapete, saranno bandite anche le reti cellulari, comincia così l'extra omnes. Parliamo del conclave con il vaticanista Nico Spuntoni, giornalista vaticanista del Tempo, rumors, retroscena, tutto quello che sarà e che potremo capire chi sarà il successore di Papa Francesco. Nico Spuntoni, sei in linea? Benvenuto qui a Rumore Radio Libertà. Sì, ciao Alessandra, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori e spettatori. Ciao Nico, e allora tu sei stato protagonista in questi giorni di molti scoop, di molti pezzi davvero succulenti e interessanti sul Tempo, e c'è già un identikit che va e viene sul nuovo pontefice, come potrà essere ponte e guida si dice, ma oggi sul giornale dove tu scrivi, il quotidiano Il Tempo, c'è la prima pagina a tua firma dove si parla di una pazza idea, questo è il titolo, e questa pazza idea che circola sembra che voglia un Papa scelto fuori dal conclave. È così Nico? Dici tutto su questo e poi passiamo in rassegna un po' tutti i potenziali papabili. Svelaci qualcosa. Sì, questo profilo che è stato tracciato ieri al termine della congregazione è un profilo che può andare bene per tutti, quindi è un profilo che dice poco, anzi forse dice niente. Diciamo un profilo moderato, no? Tanto per scherzare un po' su, vero? Sì, un profilo proprio aperto ad ogni possibilità, perché poi parla di confronti con diverse culture, dice poco, perché poi la realtà è questa, è quello che filtra anche dall'ultima congregazione di oggi, è che un'intesa sul nome ancora non c'è, quindi non c'è un profilo chiaro, vero? Non c'è un'intesa profonda, non c'è un'intesa netta, è così quello che sentivo poco fa. C'è più la certezza, la convinzione di chi non votare rispetto a chi votare, quindi ecco, chi è quella persona, quel porporato che non si dovrebbe votare? Che cosa filtra dalle segrete stanze? Beh, ci sono, in base ai gruppi, ecco, c'è chi ad esempio non vuole votare, il grande favorito, chi entra favorito, insomma, è il cardinale Parolin, che è la segretaria di Stato uscente, e ci sono diversi cardinali che non vorrebbero Parolin come Papa, per una serie di motivi. Intanto l'accordo con la Cina, che è stato un po', di cui è stato un po' l'artefice, ecco, lui, sulla nomina dei vescovi, un accordo rimasto segreto e che dà molto fastidio specialmente al cattolicesimo statunitense. Certamente a Donald Trump. E allora perché tu oggi scrivi di un pontefice che sia fuori proprio da questo entourage, no? Un papa scelto fuori dal conclave, cioè spiegaci un po' questa pazza idea, mi interessa molto. Sì, potremmo quasi dire non succede, ma se succede, col punto di domanda. Che cosa può accadere se dovesse accadere? Dico molto improbabile, se non impossibile, che poi gli elettori andranno a scegliere al di fuori della Sistina. Però ecco, di fronte a uno stallo assoluto, in queste congregazioni è emerso un po' il peso, anche la differenza tra i cardinali ultraottantenni e quelli più giovani, perché quelli più giovani magari hanno, specialmente nel pontificato di Francesco, sono stati creati dei cardinali che vengono da diocesi lontane, periferiche, che non conoscono Roma, mentre gli ultraottantenni che erano nelle congregazioni sono cardinali che hanno un'esperienza sia pastorale con le diocesi importanti, presidenza delle conferenze episcopali, la curia, e quindi è emersa un po' questa differenza, no? Quindi magari ecco, se di fronte a uno stallo totale, magari c'è chi potrebbe andare a pensare di sceglierselo tra i non elettori il cardinale. Esistono dei profili, ecco, ho messi 3 lì nell'articolo, ma
Ecco, per esempio, sentiamoli. Sì, ho messo i due Cardinale Piacenza e Cardinale Bagnarco, che è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Scoborn austriaco, ma c'è anche ad esempio O'Malley, che è un cardinale americano molto famoso per aver risanato le casse della sua diocesi a Boston, anche per averla presa nel momento delicato, travolta Ecco, di scandali, sarebbe abusi. anche gradito al Presidente degli Stati Uniti quest'ultimo, che ci citi? Sì, perché non è... Allora, bisogna dire che i cardinali americani, anzi nello specifico statunitensi, elettori sono 10, O'Malley non fa parte di questi perché non è elettore, comunque sono 10 e sono esattamente spaccati a metà, nel senso che una metà è molto progressista e molto ostile a Trump, ed è la metà creata da Francesco. Poi c'è l'altra metà che invece è di tendenza conservatrice, che guarda con favore all'amministrazione Trump. O'Malley, che ripeto è non elettore, è una figura che sta già nel 2013 stava nel mezzo, non è né un progressista eccessivo né può essere definito un conservatore. Durante il pontificato di Francesco si è fatto notare anche anche per il suo coraggio, perché ha ripreso il Papa diverse volte su alcune dichiarazioni un po' infelici sugli abusi sui minori, quindi ha dimostrato anche un certo coraggio. Un certo coraggio. Ecco, ci sono stati vari gialli e tu ne hai parlato in questi giorni. Uno di questi ha coinvolto appunto Pietro Parolin, il segretario di Stato, che aveva avuto, a quanto pare, lo avete voi riportato, un malore poi subito smentito. C'è qualcosa dietro questo giallo? Ritieni che ci possa essere una notizia dietro questo episodio? Ma guarda, ti ringrazio per la domanda, perché così magari ricostruisco un po'. È stata una voce che è circolata fortemente, anzi fortissimamente direi, in Vaticano in serata, in quella serata, mi pare mercoledì se non sbaglio, girava tra i cardinali anche che Parolin, per Parolin c'era stato un episodio, nemmeno un malore, c'era stato un episodio di pressione alta, nulla di che, insomma, per un uomo di 70 anni con tanti impegni, in questo periodo in particolare. Tra l'altro lui ha anche un passato, una salute non di ferro, ha avuto dei problemi ben più gravi che questo. Comunque ecco, noi c'è stata riferita, abbiamo percepito che questa voce era forte in Vaticano e i giornalisti danno le notizie, quindi ovviamente il nostro lavoro è questo, insomma. L'abbiamo messa con tutte le cautele del caso, in forma dubitativa, però l'abbiamo messa. Poi insomma è stata rilanciata un po' da tutto, specialmente dagli Stati Uniti, dagli media anglosassoni. Alcuni hanno aggiunto ulteriori dettagli che a noi ad esempio non risultavano, come il fatto che questa pressione alta, addirittura avevano scritto qualcuno di svenimento in congregazione, cose che ad esempio a noi non risultavano. Comunque dopo 48 ore la sala stampa della Santa Sede ha smentito la notizia, cosa che ci sta, cioè, per carità, chiaramente non è che possiamo portare i certificati medici a prova però era una voce che girava e quindi ne abbiamo dato notizia. No, più che altro trovo singolare che poi nei giorni successivi alcuni media italiani non hanno fatto altro che parlare di complotti, di veleni dall'America per danneggiare Parolin. Nulla di tutto questo, ripeto, c'è una notizia. Si è costruito qualcosa di più, dici tu, su questa notizia, così? Come? Non ho capito, scusa. Si è costruito qualcosa di più, insomma, si è andato oltre. Si è andato oltre su una semplice notizia, così riportata. Una voce, diciamo, che è stata una notizia che è stata riportata. Ripeto, Parolin ha una storia, in termini di salute, ha una storia anche con una malattia grave avuto in passato, quindi se qualcuno voleva danneggiarlo tirando fuori la salute, poteva tirare fuori la malattia che ha avuto nel 2013 e che è pubblica. Invece quella era semplicemente un episodio, come io ho anche scritto poi te l'ho scritto su X il giorno dopo. A diversi cardinali mi hanno detto che nel giorno del funerale del Papa hanno avuto dei problemi, sono rimasti a casa in stanza per 24 ore perché hanno avuto un'insolazione, perché faceva caldo quel giorno.
Però certo. diciamo che nessuno ha parlato di dietrologia, veleni, fake news. Quindi ecco, A volte le cose sono un po' quasi più semplici di quelle che noi ci costruiamo, no? Vuoi dirmi Esatto, questo? brava, Due nomi che esatto. mi interessano, Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Quanto è quotato Pizzaballa e quanto potrebbe essere importante nel dialogo, nella tessitura della pace in Medio Oriente? Lui ha diversi vantaggi, intanto la centralità che ha avuto anche per la questione geopolitica, ha dimostrato anche un certo equilibrio, non è facile perché abbiamo visto che dopo il 7 ottobre i rapporti tra Santa Sede e Israele non sono stati propriamente idilliaci, quindi lui invece si è smarcato un po', è stato piuttosto equilibrato. Piace ai rappresentanti delle chiese orientali che andando in conclave, ha il vantaggio anche di essere molto conosciuto perché inevitabilmente tutti i cardinali insomma vanno in Terra Santa in pellegrinaggio e lui sta in Terra Santa da tantissimi anni. È un uomo di governo, ha risanato anche l'economia del patriarcato, quindi piace, non dispiace nemmeno ai conservatori perché ha delle Non posizioni... dispiace nemmeno ai conservatori. Quindi potrebbe essere un uomo di mediazione in questo caso, no? Una figura anche politica, mi stai dicendo. Sì, l'unica cosa, ecco, perché ha dimostrato di governo, l'unico problema un po' che si pongono i cardinali di fronte al nome di Pizzaballa, il primo è l'età, perché comunque ha 60 anni ed è quindi sarebbe un papa molto giovane, potremmo andare di fronte a un pontificato quasi trentennale. Molto lungo, troppo lungo forse. Sì, molto dobbiamo lungo. leggere un Padre Santo e non un Padre Eterno, questa è una vecchia battuta curiale che ogni volta... E poi anche l'appartenenza a un ordine religioso, perché diciamo che dopo l'esperienza di Francesco alcuni cardinali preferivano comunque non andare sugli ordini religiosi. Il cardinal Zuppi, che è stato l'ambasciatore del Papa, l'uomo del dialogo, inviato in molte, l'inviato speciale di Francesco, inviato in molte missioni. Che quotazione ha il cardinal Zuppi? Allora, il cardinal Zuppi è interessante perché è una candidatura che non c'è al momento, cioè tra i nomi che sono emersi in congregazione non è un nome che è stato fatto ufficialmente almeno, perché anche la sua, anche diciamo i cardinali un po' a lui affini, ecco, no? Sono schierati, hanno sondato altri nomi. E tuttavia questo non vuol dire niente perché Zuppi è una figura conosciuta da tutti, come hai detto il Papa gli ha dato grande visibilità con l'incarico di inviato per la pace in Ucraina, è un uomo anche, bisogna dire, è un uomo molto gradevole, cioè un uomo che sta simpatico a tutti, sia a destra che a sinistra, poi magari non condividono le sue opinioni, però è un uomo con cui riescono a parlare un po' tutti. Al momento la sua candidatura non è emersa, tuttavia ha una base elettorale perché i voti che stanno ad esempio su Avelin, un francese, e anche quelli che stavano su un portoghese che è tolentino, sono voti che magari andando avanti nelle votazioni potrebbero unirsi e magari potrebbero unirsi proprio su Zuppi. Ecco, c'è un interessantissimo sondaggio di Alessandra Ghiseri, che spesso è ospite qui da noi in questa trasmissione. Dice così: 6 italiani su 10 vogliono un papa progressista, ma sorpresa, i più conservatori, indovina un po' chi sono? I giovani. Ecco, in queste fazioni, tra le due fazioni progressisti e conservatori, chi ha più peso, chi avrà secondo te la meglio anche nell'ottica della percezione del popolo della Chiesa in questo momento storico così particolare? Allora, bisogna dire che in questo momento in alcuni paesi c'è un risveglio cattolico, penso ad esempio alla Francia, anche agli Stati Uniti, ed è un risveglio che è trascinato proprio dalle comunità più conservatrici, no? E soprattutto dai giovani. Da un lato c'è questo, dall'altro c'è però un problema di scarsa rappresentazione di questo mondo all'interno del Sacro Collegio. Cioè in 12 anni Francesco ha modificato molto il Sacro Collegio
e ha dato spazio soprattutto a cardinali progressisti, cardinali espressione di diocesi magari periferiche e così via. Quindi c'è poco spazio per i conservatori in questo Sacro Collegio, e per questo è molto difficile che possa uscire un cardinale conservatore da questi elettori che comunque sono stati scelti per lo più da Francesco. 109 elettori sono stati scelti da Francesco. 109 elettori sono molti, no? Potrebbero fare sicuramente la differenza, non è così? Sì, perché comunque per l'elezione ce ne vogliono 89. Certo, non tutti i 109 sono progressisti di Francesco, però insomma nemmeno tutti i 22 di Benedetto XVI che sono rimasti in conclave sono conservatori, quindi è molto difficile avere un Papa conservatore. Però ecco, in questo, come dici giustamente te, c'è un po' una distanza con la base, se vogliamo, specialmente giovanile, come dicevi. Ecco, con la percezione e con la realtà, insomma, dei giovani. Ecco, c'è un nostro ascoltatore veramente affezionato e anche molto preparato, che spesso interviene, mi manda dei messaggi e dice così: a me pare che questo conclave viaggi all'insegna della confusione più totale, e mi pare che sott'acqua, sotto sotto, stia ribollendo assai fermento. Davvero un Papa entro 2 o 3 giorni? E poi un'altra cosa ci sottopone un altro aspetto. Se Parolin non ce la fa nelle prime 48 ore, perché prima parlavamo proprio di Parolin, la vedo male, dice. E allora chi potrebbe giocare le carte? Vedi un po' tu come puoi dipanare questa questione. E poi sì, è vero, la domanda... Comunque, ha detto tutte verità più o meno. Tutte verità, e ti ho detto molto preparato il nostro amico ascoltatore. E poi un'altra cosa che mi viene in mente, un'altra domanda. Molti dicono che vogliono affrettarsi, no? I portorati vogliono affrettarsi, insomma c'è molta volontà di stringere, anche per dare una visione di fermezza, di determinazione dopo questo pontificato così ampio, così importante di Papa Francesco. Tu che cosa prevedi? Domani alle 19 ci sarà una prima fumata, un tempo breve o un tempo lungo? Allora, bisogna dire che non tutti i cardinali sperano in un conclave breve. Il cardinale Zen, che non è elettore, però è un po' un simbolo vivente, perché è stato un po' il simbolo della lotta per la democrazia ad Hong Kong, a più di 90 anni, arrestato anche appunto dal regime, ed è venuto qui a Roma col permesso, tra l'altro. Ha fatto un intervento in congregazione in cui ha ricordato l'importanza del conclave, che è una questione di vita o di morte per la Chiesa. Quindi ecco, da un lato c'è la pressione mediatica, per cui il Papa deve essere fatto subito, il conclave deve essere breve, non bisogna dare prove di disunità, insomma queste frasi che un po' risentiamo ad ogni conclave. Ad ogni conclave, certo. Inoltre c'è anche quasi l'esigenza di dover tornare nelle diocesi per chi è vescovo, eccetera. Dall'altra però ci sono direi anche soprattutto il gruppo dei conservatori, che dopo il pontificato di Francesco sono molto determinati a voler rimettere ordine, quindi loro sperano in un conclave più lungo, perché sperano di poter trovare una sintesi accettabile, consapevoli di essere una grande minoranza in conclave. E quindi al momento non c'è un'intesa, come ha detto il tuo nostro ascoltatore, ecco. Sì, non c'è un'intesa, non c'è esattamente. C'è anche il cardinale Erdo, l'ungherese. Che chance ha lui, il personaggio Erdo, il cardinale erede di Papa Wojtyła? Allora, lui è il cardinale, è il candidato di bandiera, se vogliamo, dei conservatori. Dei conservatori. Sì, è un cardinale, è stato creato uno degli ultimi sopravvissuti creati da Giovanni Paolo II. Unisce un po' tutto quello che ci vuole, perché comunque ha una lunga esperienza pastorale, una diocesi, ha delle conoscenze giuridiche. E poi ricorda la figura di Papa Wojtyła, no? Una figura
dominante. Questo potrebbe essere un vantaggio per lui? Sì, l'Europa orientale, poi proviene dall'Europa orientale, ha conosciuto anche le sofferenze del comunismo, quindi ecco, lui è il nome su cui puntano i conservatori. Poi chiaramente loro sono perfettamente consapevoli di non avere la maggioranza in questo conclave, quindi è possibile che Erdogan sia uno di quei nomi su cui magari puntano nei primi scrutini e poi magari se resistono e riescono ad evitare un Papa non gradito, cercheranno magari un nome che possa essere condiviso con altri e che possa essere anche meno connotato, perché Erdogan di fatto è connotato, no? Viene considerato un conservatore, anche se lui è sempre stato molto equilibrato, non è mai stato uno che si è schierato. Un conservatore equilibrato, moderato. Un ultimo giallo, perché i gialli noi ci piacciono così tanto, soprattutto all'ombra di questo conclave che comincerà domani, come detto, il cardinale keniano Niue. E dice: io sono stato escluso dal conclave senza un motivo, ma ci sarà un motivo e noi leggiamo che c'è un motivo, però perché questa esclusione? C'è qualcosa di interessante qui, non so, a naso, a percezione, che ne pensi? Sì, è una questione molto delicata, chiaramente viene messa nel colore, se vogliamo, no? nel racconto che è stato fatto, però è una questione molto delicata perché comunque non si può escludere un cardinale che ha il diritto di votare dal conclave. Qui abbiamo una situazione per cui lui nel 2024 aveva chiesto e ottenuto di modificare la data di nascita, quindi si era ringiovanito di 2 anni, dal 44 al 46, e questo era stato approvato perché era finito nell'annuario pontificio. Adesso appunto quando è morto il Papa e c'è stata la convocazione dei cardinali, la sala stampa della Santa Sede ci ha fatto sapere che c'erano 2 cardinali che non sarebbero venuti a Roma per motivi di salute. Uno era lo spagnolo Canizares e l'altro era appunto Niue, questo keniota, e per motivi di salute ci è stato detto, no? Noi eravamo tutti convinti di questo. Poi ecco, ieri un'intervista a questo cardinale in un giornale nazionale suo, ha dichiarato che non è per motivi di salute che non va, perché lui non è stato invitato, dice, e dice anche di non capire il perché. Oggi, ennesimo colpo di scena, il suo successore, l'arcivescovo di Nairobi, perché lui nel frattempo è diventato emerito, quindi è pensionato, a sorpresa fa una nota dell'arcidiocesi dicendo no, lui non viene, non parteciperà al conclave perché non può viaggiare per motivi di salute. Ma il giorno prima il diretto interessato aveva detto di no. Sembra un po' un modo per metterci una pezza. È stato fatto un pasticcio, secondo me la situazione va un po' chiarita perché può essere antipatica, poi quando si parla di conclavi spesso c'è sempre chi va lì a fare contestazioni sulla base di norme, di cose, sulla validità. Già c'è cavilli, insomma, è tutto quello che concerne tutto la grande matassa. E allora Nico, il tempo volge davvero al termine, molto tutto interessante, e vedremo che cosa accadrà entro martedì quando io avrò la nuova puntata di Rumore, e spero di averti di nuovo poter parlare con te per commentare se ci sarà il nuovo Papa o se ancora saremo in fumate nere. Vedremo che cosa accadrà. Grazie davvero. Un piacere. Grazie Alessandra. Buonasera a tutti. Grazie a te, a presto. E allora chiamiamo Graziella Giangiulio perché davvero il tempo oggi è volato più del solito per commentare le news sul Medio Oriente. Leggo qui IDF, l'esercito israeliano, abbiamo messo fuori uso l'aeroporto di Sana'a. Che cosa succede in Medio Oriente? Sveva, dimmi quando Graziella è in linea, perché voglio commentare al volo velocissimamente queste notizie di politica internazionale e soprattutto la situazione incandescente del Medio Oriente. Mi fai sapere, Sveva? Sta squillando il telefono.
sta squillando il telefono, un telefono che squilla è sempre una buona cosa, vediamo se Graziella ci risponderà. Israele occuperà tutta Gaza, lo dice Netanyahu, dice i civili saranno spostati. E allora l'intenzione di Israele è molto netta, determinata, non lascia assolutamente nessun dubbio e dice ancora gli Houthi dicono Israele ha varcato la linea rossa, risponderemo, c'è anche la reazione degli Houthi. E il clima è sempre più incandescente. Per quanto invece concerne la situazione della guerra Ucraina-Russia, anche lì le notizie non sono molto buone. Donald Trump, che aveva parlato, lo ricorderete tutti, in quella foto ormai storica, in quello scatto, il giorno del Alessandra, la funerale di nostra Papa Francesco. ospite è in linea, abbiamo È in davvero 2 linea e minuti. allora abbiamo un minuto. Graziella, ben ritrovata, buon pomeriggio, come stai? Io mi devo scusare con te perché oggi il tempo è andato davvero oltre, è volato, siamo rimasti un pochino imbrigliati in quel del conclave, però ci tenevo a commentare questa notizia. Graziella, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati. Eccoci. Ciao cara, e allora Israele occuperà tutta Gaza, dice così Netanyahu, i civili saranno spostati. Poco fa abbiamo messo fuori uso l'aeroporto di Sana'a, IDF. Che ci dici su questo? Una battuta? 20 bombardamenti aerei, non solo sull'aeroporto, hanno colpito una centrale elettrica e diversi altri siti strategici, ma gli Houthi non utilizzano solo l'aeroporto di Sana'a, quindi hanno già promesso di attaccare Haifa e i depositi di ammonio. Nonostante si dica che questa operazione di Gaza effettivamente partirà dopo gli incontri di Trump, in realtà è già partita. In 24 ore ci sono stati 48 morti, 142 feriti, con distruzioni di case non solo nella striscia di Gaza ma anche in Cisgiordania. L'obiettivo è quello di mandarli tutti a sud verso l'Egitto, premere i confini e quindi andare poi verso l'Egitto. Questo è un po' il piano che nei prossimi giorni purtroppo vedremo. Sì. Vedremo e tu sarai con noi ovviamente martedì prossimo per recuperare il tempo perduto e per commentare e capire insieme cosa sta succedendo. Ti prego di scusarmi ancora e ci sentiamo, ci vediamo se vorrai martedì prossimo. Ci siamo, grazie. Ci saremo, grazie a voi e buona serata. Grazie a te. E allora noi ci vediamo per martedì prossimo per una nuova puntata di Pop Economia Rumore. Ringrazio tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, un abbraccio a tutti e a presto. Grazie Sveva su in regia. Avete ascoltato Pop Economia.